Foto dal weekend. Se oggi inizia una fase 2 bis, con la riapertura di nuove attività produttive, nonostante tutti gli inviti alla prudenza e a non abbassare la guardia, le foto che ci sono arrivate in redazione da alcuni telespettatori mostrano la situazione di Piazza delle Erbe a Vicenza. Assembramenti, giovani che formano gruppetti, distanze di sicurezza azzerate e mascherine in molti casi abbassate, come se l'epidemia fosse un problema già passato, superato, risolto. E allora è il caso di richiamare tutti alla massima attenzione. Non solo ci si ammala ancora di coronavirus, ma con questo sistema, invece di andare avanti, si rischia di tornare indietro a una nuova ondata di Covid e a un nuovo lockdown, rendendo vani gli sforzi di medici e infermieri e il sacrificio delle attività produttive che sono rimaste ferme. Foto che il sindaco Francesco Rucco commenta con delusione. Se non vengono rispettate le distanze e quindi vengono evitati gli assembramenti, si tornerà indietro rispetto a un contagio che può essere determinante per una nuova chiusura, un nuovo lockdown. Quindi ci vuole responsabilità da parte di tutti, da parte degli esercenti locali, pubblici e dalla parte anche dei cittadini che vanno a bersi naturalmente lo spritz. Basta rispettare le regole, quindi mascherina, distanze, perché altrimenti dopo i primi momenti di controlli dovremmo passare anche le vie di fatto con delle sanzioni. Sarebbe spiacevole perché tutti vogliamo recuperare una vita normale, ma siccome la regolarità non è ancora totale perché manca naturalmente il vaccino a questo virus, per evitare che questo torni dobbiamo assolutamente rispettare le regole. Il mancato utilizzo della mascherina o l'utilizzo scorretto della mascherina comporta una sanzione, ricordiamo, da 400 euro fino a 3.000 euro, quindi è un motivo, deve essere un deterrente importante non solo per l'aspetto economico ma anche per l'aspetto della salute pubblica.